Salve a tutti e benvenuti a questa nuovissima puntata di Soundtrack City. Sarà l'introduzione più breve della nostra storia, perché oggi andiamo a parlare di una serie televisiva, I Cesaroni 7 Il Ritorno, che insieme a Montalbano e a Don Matteo sono le serie più seguite in Italia, forse anche quelle più conosciute fuori. Ho avuto la fortuna di lavorare anch'io in questa serie, quindi saluto tutto il cast tecnico della post-produzione, tutte persone fantastiche con cui ho vissuto veramente un'esperienza notevolissima, di cui ne parleremo insieme adesso il grandissimo compositore Andrea Guerra, è il decano, diciamo così, perché è presente sin dalla prima serie. Compositore dei tre mondi, direi, perché lui ha lavorato oltre che in Europa, in Italia, ma ha lavorato anche negli States e ha lavorato a Bollywood, e ne parleremo di questo. Solo per darvi un'idea delle collaborazioni che ha fatto, ad esempio, solo in Italia, stiamo parlando di registi, ad esempio, Luca Guadagnino, Bertolucci, Vincenzo Marra, Ferzan Özpetek, anche con La finestra di fronte, la sua famosa canzone Gocce di memoria cantata da Giorgia, poi Aldo Giovanni e Giacomo, Ricky Tognazzi, Roberto Faenza, Michele Soavi, Muccino, sia Gabriele che Silvio, Marco Bechis, cioè Ettore Scola, Carlo Verdone, sono veramente tanti, quindi mi scuso se non riesco a nominarli tutti. Mi accompagnerà in questa intervista Renato Marengo, anche lui grandissimo direttore di Cine Corriere, uno dei magazine storici della nostra stampa. E quindi non ci rimane altro che andare a vedere questa intervista con Andrea Guerra. Allora, ne abbiamo parlato abbondantemente in questa introduzione, eccolo qui, lo vedete, è lui, è Andrea Guerra. Ciao Andrea. Ciao, come Ciao state? Andrea. Buongiorno. E ovviamente caloroso benvenuto anche a Renato Marengo, insomma, secondo Ciao me Andrea, ciao Marco. Grazie. Allora, io direi, Renato, inizia tu, perché c'avevi una domanda in canna proprio a proposito di questo ultimo lavoro di Andrea. Certo. Diciamo, qualche volta ritornano nel bene, non so nel male, i Cesaroni, e chi se lo sarebbe aspettato che dopo 12 anni con il buon Amendola, insomma, della guardia precedente, e con tanti ospiti, a parte Memphis, ma c'è anche, hanno iniziato con Bonolis, con Guest, insomma, appena è andato in onda ha fatto il pieno, nel senso che ha vinto la serata, è andato benissimo. Adesso ci auguriamo tutti che nei giorni successivi avvenga. Come insomma, questi ritorni per un musicista come te, che insomma ha contribuito fortemente al successo di questo che è diventato un vero e proprio cult, no? I Cesaroni è stato antesignano delle serie, no? Una delle prime serie, prima ancora che tutti passassimo le notti davanti al televisore con le serie. Come hai ragionato per le musiche di questa ripresa, di questa serie? Allora, guarda, innanzitutto per la tua introduzione, no, io me l'aspettavo, perché in tutti questi anni, tu sai, noi siamo tutti sui social, no? E quindi abbiamo un contatto abbastanza diretto anche con il pubblico, con le persone, con gli amanti del film, della colonna sonora. E in tutti questi anni c'è sempre stata la ricerca e la richiesta del quando tornano i Cesaroni, perché non tornano i Cesaroni, sono cresciuto con i Cesaroni, ma quella musica lì sotto quella scena me la puoi mandare che non la trovo. Quindi devo dirti la verità, c'è stata sempre un'affezione costante di questo zoccolo duro. Poi evidentemente c'era bisogno di questo progetto un po' family, possiamo dire, di questa storia che non è snaturata, appunto, poi lo rivedremo anche sul piano musicale, non è snaturata in tutti questi anni, e ha riproposto un po' una famiglia normale, con dei valori normali, con delle possibilità normali. Quindi secondo me c'era proprio bisogno di questo, di questo, e questo secondo me poi è stato anche il successo. Tra l'altro devo dire che è vero quello che dicevi su queste serie, su queste prime serie, il merito, devo dire, è stato proprio di Carlo Bixio, che oltre questa poi tra l'altro ne ha creata un'altra che era Mediche in Famiglia, Certo. e probabilmente anche su quella adesso si starà facendo un ragionamento, perché è proprio quel tipo di prodotto che insomma funziona. sembra che funzioni.
Cosa è successo nella musica? Ti devo dire la verità, non è successo tantissimo, perché abbiamo pensato, ma fare il nuovo, fare il vecchio, però il vecchio aveva una certa identità, quindi abbiamo fatto la scelta più logica, abbiamo tenuto i temi identitari perché ricordassero appunto determinate situazioni, la sigla, e abbiamo invece per le linee nuove appunto creato qualcosa di diverso, insomma. Senti, Ecco, ma invece ti volevo fare una domanda, che allora ci sono state tante interviste agli attori a cui hanno chiesto, senti, ma com'è stato rivedere nel set dopo tanti anni i protagonisti e via dicendo. Io lo voglio fare anche al compositore. Com'è stato risentire la tua colonna sonora che hai fatto anni fa, doverla riprendere, eccetera, eccetera, perché nel frattempo hai fatto tantissimi altri lavori. Ecco, com'è stato risentire quelle musiche lì? Però intanto anche come è stato per me vedere quegli attori 20 anni dopo. Certo. E devo dire, mi hanno un po' impressionato, perché cioè, sono tanto cambiati, no? E ovviamente sono cambiati, quindi c'era una sorta anche di meglio gioventù dentro i Cesaroni, cioè mi sono trovato quasi più cult la serie rispetto, no? Perché come eravamo positivo, ecco. sì, sembravamo così, ho detto Madonna. E quindi questo è stato. E la musica, ti devo dire, adesso perché non si può dire figo per radio, però la musica quella volta era proprio fatta bene, era Sì. moderna nei ritmi, nelle cose, quindi in realtà io non l'ho trovata invecchiata. Certamente il genere è quello, un genere family, un genere di, no, è quello che conosciamo, però era già molto rock quella volta, tra l'altro con dei Sì. ritmi e tutto quanto, e quello è rimasto. Mi sono trovato veramente a mio agio, anche le cose nuove in realtà non avevano bisogno di tante invenzioni, diciamo, quindi Sì. sono trovato bene. Marco, poi ecco, sulla musica direi chiederei tu qualche altra cosa, anche perché so che hai anche collaborato, no? Io non ho lavorato nelle altre precedenti edizioni. Quello che mi sono reso conto è che è come se stessi a toccare un qualche cosa di magico, di Il sacro. sacrale, perché faceva parte della memoria di tutti. E quando raccontavo, lavorerò sui Cesaroni, tutti, dai ragazzini ai grandi, ma davvero? Quindi ho capito con mano quanto ha inciso nell'immaginario, nella memoria storica di tutti quanti Cesaroni. Andrea lo conosceva già, io invece no. A questo proposito, diciamo qualche parola in più. Tu, Andrea, hai già citato il grande amico che ci manca a tutti, Carlo Bixio, che tante cose ha creato con la sua Publispay, a parte, vabbè, insomma, se vogliamo spaziare fra Sanremo e tanti programmi che lui... Vabbè, è inutile. Ma diciamo anche questa mossa coraggiosa di Verdiana, la figlia di Carlo, che è lei al timone della Publispay, che ha creduto senza sondaggi, senza nulla, ha creduto fortemente che, riprendendo anche con personaggi, una parte dei personaggi antichi, ma molta parte anche diciamo dell'attualità, perché i Cesaroni vivono la nostra contemporaneità, no? Questa è la cosa bella, no? della serie. Ci fa molto piacere che la cosa le ha dato ragione, no? Gli ascolti. Anche Franco Bixio è contentissimo, ovviamente. A proposito dell'attualità, ecco, chiedo sia ad Andrea che a Marco, che facendo il music supervisor ha a che fare anche con quello che si ascolta in una radio, per esempio, no? Tu hai già detto, Andrea, che hai lasciato la base, cioè squadra che funziona non si tocca, vale pure per la musica, ma gli elementi di attualità ci avete badato? Cioè che siamo nel 2026, insomma, non 10 anni 13 anni dopo. Allora, Sì. guarda, innanzitutto sì, no, io sarei arrivato alla squadra perché, ragazzi, sì, no, Carlo Bix è stato l'inventore, no? Quel personaggio che fu, insomma, che è chiaro che ricordiamo tutti e ci manca. Ma il lavoro di Verdiana in questi anni è stato riproporre quest'idea, perché non c'è riuscita subito, ha dovuto insistere, come dici tu, quindi Verdiana è formidabile, con lei ho un ottimo rapporto, tra l'altro è anche molto bello perché i Cesaroni continuano anche un po' tra di noi, abbiamo tutti un ottimo rapporto con Franco Bixio, che con lui appunto collaboro da 20 anni fin dall'inizio, ma anche Paola San Giorgi che cura tutti i piani editoriali, e quindi
è la cosa che aiuta tanto, ci fa stare tutti tranquilli e possiamo fare le nostre scelte senza tanti meccanismi. Modernità, guarda, io ripeto, modernità, il rock è sempre moderno e la base D'accordo. di questa colonna sonora è il pop rock, no? E poi dopo ovviamente ci sono le commedie e ci sono tutte queste cose che sono i pizzicati, le commedie sentimentali. Una caratteristica di questi Cesaroni è quanto l'orizzontale, cioè la costruzione orizzontale a seguire tutte le sfumature, è stata importante. E devo dirti, è stata anche molto divertente, perché seguire passo passo le storie e la musica, riuscire a cambiare e seguire sempre costantemente la storia, è stato per me una soddisfazione, è stato anche molto divertente. Col pop non è facile, sai, la colonna sonora di solito è più archi, no? E quindi si riesce a essere elastici. Invece in questo caso abbiamo dovuto armeggiare, ma siamo molto contenti. Una curiosità, scusa Marco, dopo vorrei che dicessi qualcosa anche tu. Una curiosità da giornalista musicale, eccetera. Siamo abituati con alcune serie americane che alcuni personaggi arrivano con la loro musica. Ecco, anche nei Cesaroni avviene, cioè che quando compare uno anziché un altro c'è qualche richiamo sonoro. Guarda, allora ci sono specialmente i personaggi nuovi e quelli di puntata, diciamo, che si chiamano i personaggi del verticale, no? Quelli Sì. che devono soddisfare un episodio, hanno una sonorità e un tema. Mentre invece devo dire che nelle colonne sonore moderne si è notato che ci sono più dei temi per situazione, cioè c'è il tema sentimentale, c'è il tema furtivo, no? Per quando ci sono queste piccole commedie, perché tu ti puoi immaginare, no? Perché se tu fai ad esempio un tema per Paola e un tema per Giovanni, ma quando Paolo e Giovanni si incontrano, che tema deve suonare? Lì è la situazione. E quindi ci si è resi conto nelle colonne sonore moderne, specialmente con tanti personaggi, che la cosa migliore è cercare un equilibrio e più musicare le situazioni, diciamo. Volevo aggiungere una cosa a proposito di Andrea, no? Che un altro elemento fondamentale che nei Cesaroni c'è sempre stato, peraltro, sono quello dell'utilizzo delle canzoni, no? Nel caso di Andrea, Andrea scrive anche delle ottime canzoni e ne sentirete molte in questa serie. E non tutti i compositori poi hanno anche questo tipo di capacità. Quindi penso che Andrea è stato uno dei pionieri, voglio dire, di questo mondo, soprattutto poi se si parla di colonne sonore rock in qualche modo legate alla serialità. Mi sa che non ce ne sono tanti, no? Vado così a memoria, Andrea, mi sembra che... No, non ce ne sono tanti. Devo dire, questo qui è stato proprio dall'inizio un'idea sia con Carlo Bixio, ma devo essere sincero anche con Lula Sarchioni, che era una manager musicale della EMI, e con lei abbiamo iniziato già nel 2001 su Fate Ignoranti, oppure sulla Finestra di Fronte nel 2003 con Voce di Memoria, che è una canzone scritta da me e Giorgia per il film. E a me è sempre piaciuto perché nelle mie idee, specialmente nel cinema, c'era quella del linguaggio, della transizione tra pop e musica classica, diciamo. Mi piaceva, perché univano, si poteva fare. Sono stati anche gli anni dei video music, di tutte queste cose qua, no? Che hanno ammodernato il linguaggio. E appunto ho continuato e ho un team delle canzoni, non sono solo io. Ho un team, Giovanni Giombolini, Ermanno Giorgetti, insieme noi tre ci diamo molto da fare e tutte le canzoni le facciamo insieme, solo le canzoni principalmente. Hai ragione, mi piace tanto, però mi piace. Ti faccio una domanda che esula, però è da tanto che te la volevo fare. Andrea Guerra è uno dei pochi compositori italiani, forse l'unico, ad aver lavorato con Bollywood, dove le canzoni lì ce ne sanno proprio... Ci racconti qualche cosa di quella tua esperienza, perché è particolarissima e credo unica al momento. Allora, gli indiani sono arrivati a me perché in questo momento qui stanno cercando una transizione tra il musical loro e la colonna sonora, perché e il cinema. Vogliono non solo fare commedie musical, ma vogliono fare cinema, evidentemente, no? Vogliono partecipare al mondo, il gioco del mondo, e non solo essere tipicamente indiani. Facendo questo loro, quindi togliendo le canzoni, hanno cercato dei compositori, perché io l'ho chiesto, ma perché mi avete cercato a me? E loro hanno detto, guarda, noi stiamo cercando, perché per sostituire le canzoni ci servono musicisti, compositori melodici.
con il senso della melodia, e quindi abbiamo pensato agli italiani, avevamo pensato ai francesi, e poi ci servono però degli ottimi orchestratori, quindi abbiamo guardato quali sono i compositori melodici che hanno lavorato negli Stati Uniti, perché loro per gli Stati Uniti pensano che tu sia un bravo orchestratore, un bravo arrangiatore, e quindi sono arrivati per questo, perché ho lavorato negli Stati Uniti, insomma lavoro negli Stati Uniti. La complicazione è questa, che loro vogliono ridurre le canzoni. Ovviamente serve la melodia, no? Perché serve qualcosa che li trasporti, però sono abituati nei loro musical a unire tutti i sentimenti della vita. Lo fanno perché loro non hanno un solo Dio, hanno gli dei. Quindi per loro in un film ci deve essere gioia, felicità, il senso del grottesco, il dramma, l'amore, la delusione. E è molto facile farlo con le canzoni, perché le canzoni sono un musical, tu cambi quadro, no? Come nell'opera, puoi fare la gelosia, poi il brano dopo è invece un'altra cosa. Con la colonna sonora, tutti questi generi insieme invece sono abbastanza difficili da fare, perché si sente che si ignotti con la musica, e quindi la difficoltà con loro è proprio cercare di dare tutti questi mondi, però rimanere anche minimamente unitari. Io vi ho attaccato un po' un pippone su sta cosa, mi dispiace, però è quello che... ma è interessantissimo invece. Sì, tra l'altro mi volevo riagganciare a questo fatto, insomma, tu usi una parola che per me è magica, la mia vita è rock da sempre, no? Come sai. Allora, sapere che un compositore che punta non tanto sul pop ma sul rock, quindi il rock è anche un modo di essere, un modo di essere più vivaci, eccetera, che continua, e ora questo rock lo porterai anche in India, questo ci fa piacere, ma tornando ai Cesaroni e questa chiave che, diciamo, così come Mick Jagger continua a saltellare sui palchi anche se ha 83 anni, così il rock continua a entusiasmare. Quindi, allora, io, lasciatemelo vedere, io parto da questo. Ciao 2001 che stiamo riportando in giro dopo 50 anni, e anche questo insomma continua nel tempo e nello spazio, che anche se noi eravamo gli unici a parlare di rock, vendevamo 80-100.000 copie, Sorrisi e Canzoni vendeva 1,5 milioni di copie, e ancora oggi è Sorrisi e Canzoni che mette in copertina dopo 13 anni i Cesaroni. Che significa? Crederci, significa puntarci, significa che anche l'attenzione di chi aspettava, di chi ascoltava, quindi bentornato, no? questo lavoro, e bentornata una musica che non ha tempo. No, esatto. Poi noi abbiamo salutato Claudio Amendoli, il regista, che lui quando si esprime, ti dice, ti incontra, ti parla della musica, ti fa segno così con la chitarra, no? Lui ti parla così. Sì, bravo. Esatto. Sì, quindi va bene. Anche lui è proprio della stessa famiglia, diciamoci. Certo. Senti, io chiuderei questa intervista con una domanda che si ricollega a quello che ha appena detto Renato. Caro Andrea Guerra, qual è il primo tuo disco rock che hai comprato nella tua vita? Bello. Oh, miseria, ma lo sai che eravamo diversi? Eravamo diversi, io non so neanche se me lo ricordo. Io mi ricordo che le vacanze le facevo coi Doors. Con i Doors. I signori Doors. E già basterebbe, già hai dato un'indicazione. Va bene, e allora diciamo salutiamoci con l'augurio di risentirci nel bel mezzo del successo che continuerà di questa opera, e anche con Andrea nel sentire i suoi nuovi lavori e quanto rock porterai a Bollywood. Esatto. Bene, grazie Andrea, grazie Andrea, ciao, e vedete e sentite i Cesaroni 7 il ritorno. Ciao a tutti, ciao Andrea, grazie. Ciao Marco, ciao Andrea, ciao. Ciao, grazie. Ciao.